Tiziana comunque ci racconta che cosa sta facendo. Tizi! Il risultato del pane, ho fatto un paio di cocoetti, naturalmente con il lievito madre, il lievito naturale, che è fatto insomma un po' il giorno, la sera prima, è fatto lievitare 10 ore, 10-12 ore, per poi rimpastarlo nuovamente con farina, acqua, sale e lievito. E poi questa è la farina di grano duro, senatore Capelli, naturalmente macinato con il macina a pietra di Angelo Anetta. E niente, qui c'è la lavorazione, come si faceva insomma un tempo. Adesso non si fa più così manualmente, ma si fa appunto con le macchine più moderne, con le impastatrici più veloci. Io invece l'ho fatto con un'impastatrice che aveva mia madre, che ha tuttora, che ha un rullo in legno e si lavora un po' più lentamente la pasta. E niente, poi tutto su un tavolo, su un tavolo di legno fatto. E niente, con questi attrezzi che sono le serrette, le forbici, un coltellino, un mattarello. Sei un po' imbarazzata? No, non me l'aspettavo che dovessi parlare. È il bello della diretta. Ma se volete potete avvicinarvi e vedere la lavorazione vera e propria, perché Tiziana ce la sta un po' descrivendo, però insomma sarebbe bello vederlo. Posso morire così. Informaci. Qua ci vorrebbe Mamma Maria. Soprattutto quando veniva fatto il pane per gli sposi. Praticamente c'erano varie forme che io purtroppo ignorantemente non mi so spiegare, chiedo scusa, mi sarei dovuta informare perché non sapevo di questa presentazione. E in pratica mi aveva spiegato mia suocera che ogni forma che veniva data a questi cocoetti, che poi venivano anche decorati, aveva un significato particolare, non erano delle forme date così, oltre quello che era l'aspetto poi finale da vedere, che era bello, c'era anche il significato di ogni... Se posso sì, assolutamente sì. A questo proposito, per esempio, questi sono panini che mi ha fatto mia mamma, 85enne, per semplicemente a scopo dimostrativo, e qua in mezzo c'è una serie di granelli di pasta, lo chiamano il melograno. In realtà è semplicemente uno dei tanti modi per rappresentare l'abbondanza, è uno dei tanti simboli beneaugurali per i futuri sposi. Bellino. E poi questa decorazione è fatta con lo zafferano. Però per quanto ne so, io sono di Orroli, lo dico a scanso di... per quanto ne so veniva usata tradizionalmente a Orroli più che a Nurri. No, Daniela, non scappare che... Perché sei tutto Orroli. Ti ha dato lo sconto. Sì, così riusciamo ad interagire. Ripeto, correggetemi se sbaglio, per quanto mi risulta a Nurri non veniva fatta questa decorazione con lo zafferano. Così come, mentre più o meno le forme credo siano simili, le forme del pane, delle occasioni, a Oroli abbiamo anche un'altra differenza, che c'era proprio il vero pane degli sposi, che era una scultura di pane su grispesu, che qui a Nurri è stato portato da qualche signora che come me si è sposata ed è venuta ad abitare a Nurri.
però tradizionalmente qui non viene realizzato. Ormai non si fa più neanche orroli, cerchiamo anche lì di tramandarne la memoria, però insomma non è più una nostra tradizione. E c'erano due tipi di crispesu, quello dei ricchi e quello dei poveri, come tutte le cose. E come era fatto? Quello dei ricchi era, praticamente aveva un'intelaiatura, nei tempi più recenti metallica, ma in precedenza fatta con rami di piante spinose. Tipo si chiamava Spine Cristo. Esatto. Infatti il nome viene proprio da quello. Oggi si fa una struttura in metallo, molti la fanno con la struttura in metallo, allora non veniva utilizzata e si faceva questa struttura con queste spine vere e proprie. E che poi venivano rivestite con la pasta del pane per creare appunto vere e proprie sculture, e a queste sculture si appendevano poi panini miniaturistici, come questi che vedete, nastri, insomma il simbolo era sempre quello solito. Venivano fatte le colombelle, delle rose, insomma, Quelle Sì, gli che anelli, insomma dipendeva poi da chi lo realizzava. uno degli ultimi credo che sia stato Ziambroso Mereu, che però risale ormai a un secolo non fa. ce ne sono. C'è qualche libro che ancora lo riproduce, che è appunto il pane, il titolo del libro, e qualcosa si può vedere da Nurcis. Elisso, mi sono anche pubblicato. Elisso, esatto. Su Crispeso dei poveri invece, che poverini non potevano andare a farselo fare da chi era capace, quindi non potevano commissionarlo, si arrangiavano un po' con quel che avevano. E generalmente si usava un ugivraju, un murdizzoso, che dir si voglia, come base. Sopra si usava o una fronda d'alloro o comunque un ramo di spine di Cristo, insomma qualche cosa simile, e lì appunto ancora una volta si appendevano questi panini. Ovviamente su Crispeso dei poveri niente veniva sprecato, mentre la scultura dei ricchi restava a mo' di soprammobile nella sala. Sala è un parolone, certo. quello dei poveri ovviamente doveva essere consumato. Tutto è simbolico. Il sugivraju che viene messo come base viene interpretato come la madre terra. Da questa germoglia la fronda, che sia l'oro, che sia un'erba spinosa, e a questa vengono appesi appunto tutti i panini che sono le offerte che la terra offre. Più offerte si mettevano, più si augurava prosperità e buona fortuna agli sposi. Ripeto, poi il tutto veniva consumato. Anche il pane, sia quello delle feste, sia su Crispeso appunto quello tipico della sposa, veniva portato in dono. Quello a cui voi avete assistito è in modo molto semplificato la processione con cui si portava su Sciugariu dalla casa della sposa a quella in cui questa sarebbe poi andata a vivere successivamente. E oltre la biancheria, uno dei doni era proprio il pane. Possibilmente doveva essere la sposa a farlo in prima persona, perché veniva preteso che fosse una brava massaia. Tra le tante cose doveva essere abile a fare anche quello che sta facendo Tiziana. Dani, vai, continua a spiegare. Volevo dire una cosa, c'è un gruppo, Allora, c'è il gruppo di Siurbus Donigala che ancora oggi porta in il pane. processione su Crispesu, proprio in rappresentanza, sì. Allora, È Auroli, un po' diverso, Sì, sì, anche vabbè, una teca per proteggerlo, ok? Quello Ognuno, è- però ancora oggi qualcuno lo propone anche durante le processioni più grandi, magari Sant'Efisio. Auroli quest'anno e anche lo scorso anno, da qualche anno, si ripropone quello dei poveri, che siamo tutti più o meno o quasi in grado di realizzare. L'altro è Ancora oggi la sposa porta in chiesa il Come- primo dono, il pane. il pane, esatto. Assolutamente. Quindi i simboli
sono rimasti invariati pur col passare del tempo. Sì, questa è una bella cosa, bisognerebbe sempre cercare di portare avanti quelle che sono le tradizioni, insegnare ai giovani, far conoscere ai giovani queste cose. Il problema è che non si sposa più nessuno, questa è la differenza. Per quanto riguarda la lavorazione del pane, mi spiego mia nonna che praticamente le famose zampette che noi vediamo in queste devono avere a seconda dell'occasione un numero, non vengono fatte a caso e hanno il loro significato anche a seconda di come vengono fatte. Ad Orrori, come ha detto Angela prima, veniva decorato con uno strumento fatto rigorosamente a mano che si chiamava sovintavani. E in pratica veniva sciolto un po' di zafferano in pochissima acqua, che poi doveva essere concentrato perché si vedevano proprio questi puntini quasi dorati, e poi venivano appunto posti su con questo strumento che veniva realizzato poi da un artigiano. Venivano messi questi puntini, erano proprio delle gocce piccolissime perché avevano una punta molto sottile. Altro? Basta la descrizione di quello che sta facendo Tiziana in questo momento. Sto facendo i popoetti, i classici, perché io li ho visti fare da mia madre, ma sto parlando di tanti anni fa. Adesso si è persa un po' questa tradizione, almeno per me. Niente, con le forbicine, il coltello e questa che è una serretta antica, faccio un po' di decorazioni. E queste sono le... Poi dopo, naturalmente, dopo che viene rovesciato, Si lascia lievitare di nuovo, naturalmente lievitare di nuovo, e prima di essere infornato in pratica viene ritoccato completamente con la forbice, con delle forbici in maniera tale da poi... Che questo si sollevi, Sì. che questo si sollevi e vengono fatte, ve lo posso anche far vedere. Ammettiamo che sia già lievitato. In pratica va ritoccato Una volta che completamente. viene fatto questi tagli. Per permettere a quelli che poi vengono definiti ricami di sollevarsi ulteriormente durante la cottura. C'è qualcuno che vuole provare quello che fa Tiziana? La pasta è qua, c'è tutto. Qui c'è la C'è il panificatore, è vero. Andrea. Però qualche spiegazione ce la potrebbe dare. Eh sì, bravo Andrea, Andrea fu entusia. Io ho ereditato da mia nonna, non li ho portati oggi, due strumenti preziosissimi per me, che sono le forbicine, ancora più piccole di quelle che usa lei e con la punta leggermente ricurva, e sasarretta, la rotella, come la chiamiamo oggi, che era fatta rigorosamente, ovviamente in modo artigianale, con una monetta che veniva poi zigrinata. E oltre che per il pane serviva anche per la pasta, ravioli, le tagliatelle, che ancora una volta rigorosamente venivano eseguiti manualmente. Oggi usiamo strumenti... No, io uso ancora quella di mia nonna, è perfetta. Vabbè, se capita di fare qualcosa, sì, io non so fare il pane, mea culpa. Per i ravioli. Per i ravioli, volendo. Volendo. No, ne faccio ancora quelli di sanguinaccio. Ah, Perché gli piacciono quelli. Sì. e mandorle. Che ugualmente è una ricetta, insomma, antica e tradizionale, si usano uneddu, però escludono uneddu del zango. Sì, dolci. Quelli dolci da friggere, sì. che a qualcuno fanno un po' storcere il naso, No, perché si sono usa il dolci. sanguinaccio del maiale.
che viene cucinato, condito con uva passa, frutta secca. Si prepara poi la sfoglia con lo strutto e si preparano i ravioli come quelli, per poi essere fritti e zuccherati sopra. Ripeto, qualcuno... Perché lo dici prima, invece quando li offri e Non loro lo li mangiano, dico. ecco, cosa Cos'è? c'è? Nutella. Nutella, dico. Esatto. E qui tu devi dire sì, è Nutella. Ma non è necessario che li mangino tutti. Hai ragione, Mario, hai ragione. Certo. Esatto. Li lasciamo qui. Claudia, avevi già provato? Non è facile. Andrea, mica ti sarebbe un apprendista. Sremiti, via Delos. Bisogna fare corsi. Bisogna acquisire manualità. Sì. Il problema dei corsi è che spesso sono troppo teorici e se non si fa la pratica... Molta pratica, sì. Io a parole vi posso descrivere 1000 cose, però poi devo saperlo fare. Bisogna lavorare. La pratica. No. Quando trovassero, Vai Mario, vai. quando trovassero. Mario, tu sei capace? Certo, Dai. Vai Mario. vi meraviglio. Ma sei tra quelli che aiutava magari in casa a fare il pane? Quando capitava, sì. Perché cioè, generalmente non erano solo le donne a dare una mano, soprattutto più che i mariti, i figli in giovane età. Assumo anche a Sì. poi da prima giueggianta a mano e ci voleva insomma olio di gomito. Quando si scrasciara? Quando lievita poi, la preparazione, si fa Ah, ok. Ecco perché lo fanno dopo. Sì. Ah, ho capito. Cioè, tu pensi che dopo pieno zaccheorto sa mamma, però... Mai messa fuori. Cioè, in pratica voi infatti non ho mai fatto nulla. Vedete il mo che non c'è Dunau, però prima... Come dice, hai fatto niente? Hai mangiato? Sembra poco. Infatti si vede che ho mangiato. No. No, di sì. Altro che... È la parte finale. È la cosa più buona, gustare, no? Cioè, tu creo. Andate a provare perché sembra facile, ma... No. E poi c'è la responsabilità di toccare una cosa così, che è talmente bella, no, se sbaglio, no? La pasta ha una bellezza che si può semplificare. Terrori. Manco di atteso. In modo tale che la crosta rimanga dentro. Anche se. Invece dovete avvicinarvi. Poi togliamo la visuale. Io li voglio vedere.